Una mobilitazione che vede a fianco UIL e CGIL, quella contro la manovra finanziaria al varo del governo. Il 24 novembre di nuovo Piazza Venete, teatro di manifestazioni, 7.000 le persone a Mestre, 6.000 a Padova, a Vicenza circa 2.500, a Treviso 4.000, a Rovigo 1.000, a Belluno 500, a Verona 3.000. Una mobilitazione nazionale che per il segretario regionale della UIL, Roberto Toigo, coinvolge tutti, non solo le forze sindacali. Il sindacato oggi fa il suo mestiere. Il mestiere è quello di tutelare le persone. Noi abbiamo fatto le assemblee nelle fabbriche, abbiamo fatto le piattaforme per le rivendicazioni e questo è il risultato. Non siamo contenti di questa manovra deve pensare di più alle persone, di più al sociale, di più a un paese che invecchia e dare una speranza ai giovani. Ecco perché oggi noi siamo in piazza, non siamo in piazza contro, ma siamo qui per chiedere che ci sia un'attenzione vera nei confronti delle persone di questo paese. Toigo contesta l'aumento delle buste paga da gennaio, evidenziando che è stato solo rifinanziato il taglio del cuneo fiscale e dice anche che gli enti locali, per mantenere i servizi esistenti, dovranno a questo punto aumentare le tasse.